Tradizionale, immancabile, quasi d'obbligo. Stiamo parlando del gavettone in Prato della Valle, rito che negli anni è stato consacrato dagli studenti delle scuole superiori come festa di fine anno scolastico. In centinaia all'ultimo suono della campanella si sono fiondati nell'isola Memmia armati di bottigliette piene d'acqua o i più attrezzati con gli spruzzini. Urla, corse alle fontanelle, abbracci di saluto, qualcuno addirittura nonostante il sole porta un ombrello nel simpatico quanto inutile tentativo di evitare la doccia. Molti studenti sono pronti ad affrontare la nuova maturità. Com'è andato quest'anno? È stato duro, ma anche dal punto di vista emotivo, perché lasciare dopo 5 anni una scuola che ti ha dato tanto è sempre molto dura. Infatti, i primi con la nuova maturità, avete paura? L'anno delle sperimentazioni? Sì, un po' sì. Io non ancora, penso mi verrà casomai il giorno precedente al primo scritto, però alla fine ce l'hanno fatta tutti, sono state cambiate tante maturità, ce la faremo anche noi. Siete anche i primi con la nuova maturità, c'è un po' di paura? C'è un po' di paura e soprattutto abbastanza disappunto perché siamo come delle cavie e quindi ci toccherà scoprire come sono queste buste e questa nuova seconda prova. Fontana transennata per evitare spiacevoli incidenti, vigili a presidiare che la festa si svolga in ordine senza dar fastidio ai banchi del mercato. Tutto fila liscio, c'è solo tanta voglia di divertirsi e salutare definitivamente le fatiche della scuola, anche se qualcuno deve recuperare qualche materia a settembre. Ho finito la quarta. Com'è andata quest'anno? Poteva andare meglio, mettiamola così. Qualche materia da recuperare? Sì, filosofia. Com'è andata quest'anno, ragazzi? Diciamo che è stato un bell'anno e ci siamo divertiti e speriamo di replicare l'anno prossimo. Materie da recuperare? No, nessuna, perché il primo quadrimestre ne avevo una, ma sono riuscito a portarla al 9.